Dal cappello del mago. Oh, amici, ciao, siete già arrivati. Benvenuti e bentrovati nel nostro magico mondo. Beh, io come sempre sono il mago Alesgar. Ciao, e questa è Dal cappello del mago, proprio così. Beh, siete pronti per questa nuova avventura, per delle nuove avventure da vivere insieme? Oggi faremo... Oh, non mi ricordo. Sì, la puntata si intitola così, è vero, avete ragione, ma facciamo così, siccome non mi ricordo mai che cosa potrò estrarre dal mio cappello, meno male che il nostro amico saggio alieno ha una grande memoria, allora andiamo a chiedere a lui, va bene? Salutiamolo innanzitutto. Saggio alieno! Oh, ciao! Oh, eccomi! Ciao a tutti! Ciao mago! Che bello vederti! Sì, i nostri amici sono già arrivati, sono qui che aspettano, ma siccome io anche oggi non mi ricordo cosa faremo, ragazzi, non mi ricordo. Chiediamo a lui, che lui ha tutto segnato, io non so dove se lo segna, da qualche parte, magari mette anche lui i post-it sulla sua navicella spaziale, che è molto spaziosa, ecco. Cosa faremo, caro saggio alieno, in questa puntata? Caro mago, un po' sbadato, quest'oggi potrete giocare con me e con l'albero burlone e poi tu, mago, ci proporrai una magia con le tue nuove bacchette magiche. Ma certo, saggio alieno, grazie, ora mi ricordo che cosa faremo, ma sì, è tutto chiaro, chiarissimo direi. E beh, allora possiamo cominciare, però prima ragazzi, certo, vi ricordo di mandarci i vostri messaggi, le vostre mail, scriveteci, fatevi aiutare da un grande, da un adulto, mandateci i vostri disegni, i vostri saluti, i vostri pensieri a ciao@gmail.com. ciao@gmail.com. Quindi mi raccomando, anche i disegni sono bellissimi, noi ci divertiamo molto a guardarli insieme al saggio alieno, all'albero burlone, alla fatina Giulietta, all'assistente Arturo, che bello! Beh, e ricordatevi anche di iscrivervi al nostro canale su YouTube, Mago Alesgar, e lì trovate tutte le nostre magiche avventure. Beh, io direi di cominciare, mettiamoci comodi e iniziamo con le avventure di Dal cappello del mago! Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alesgar. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alesgar. Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alesgar. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alesgar. Amici, ciao, sono il saggio alieno e benvenuti. Anche oggi giochiamo a Indovina un po'. Siete pronti? Siete pronti a giocare con noi e a indovinare? Beh, il mago Alesgar a volte è un pochino distratto. Ha estratto dal suo cappello un animale, ma non sappiamo riconoscerlo. Ci riuscite ad aiutare? Ecco qui. Beh, abbiamo anche trovato qui e là, sparsi nel suo laboratorio, degli indizi. Questo è il primo. Oh sì, anch'io però ho trovato un indizio qui vicino alle mie radici. È proprio questo, guardate. Oh, ma non saprei. Caro albero, cari amici, io ho trovato un altro indizio ed era proprio vicino alla sua giacca. Guardate un po'. Beh, ora è un pochettino più chiaro. Albero, tu per caso hai trovato qualche altro indizio?
Penso proprio di sì, caro saggio alieno e cari amici. Guarda, guarda, ne ho proprio qui uno tra i miei rami. Ecco un altro indizio. Oh albero, ma è fantastico! Allora, guardando un po' il nostro amico animale e seguendo gli indizi, direi che è abbastanza chiaro. Voi cosa dite? Possiamo usare la parola magica che è wow wow wee wow wow. Diciamolo tutte insieme, al 3 mi raccomando, contiamo. 1, 2 e 3. Parola magica wow wow wee wow wow. Eccolo, ecco qual era l'animale di quest'oggi. Ma certo, abbiamo giocato e abbiamo fatto una magia, aiutando anche quello sbadato del mago Alesgar, che a volte estrae dal suo cappello delle cose e poi si perde perché è distratto. Oh, amici, noi ci vediamo nelle prossime avventure. Rimanete con noi. Amici, eccoci, ben trovati nel nostro teatro delle magie. Io sono sempre il mago Alesgar, naturalmente, ecco, e oggi useremo delle bacchette magiche. Come? Non sono delle bacchette magiche? Ma come? Sì, ok, sì, sono delle bacchette magiche cinesi. C'era un'offerta speciale, ragazzi, sì, ne paghi 3, ne prendi 2. E allora ho approfittato, ne ho pagate 3 e ne ho Oh no! Ma allora mi hanno fregato, ragazzi. Ma come? C'era il 3 per 2? No, mi hanno fregato. Vabbè, comunque non ci pensiamo, dai ragazzi, non ci pensiamo. Ho delle bacchette magiche bellissime. Mi ha detto il tipo del negozio che devo tirare la prima, così, ma certo, tiro questa cordina e poi vado a tirare anche la seconda, così ne trovo 2 e siamo pronti per cominciare a fare le magie. Ma certo, sì, No. così è importante. Che cosa? È salita. Perché devo tirare l'altra, ma certo, tiro anche questa, ne trovo 2, così possiamo cominciare a Ehi! Ma com'è possibile? No, scusate, devo tirare questa, certo, e ne trovo 2, ma io qua ne vedo sempre solo una. Ma come? Il negozio funzionava e qua non funziona. E com'è possibile? E c'è qualcosa che non cosa, c'è qualcosa che non quadra. Allora facciamo così, tiriamo questa, così siamo pronti per fare le magie, ce n'è sempre una. Ma santo cielo, ma com'è possibile? Io faccio allora una cosa, le separo. Ta-ta! Ma certo, le separo così, ben vista, separate, una da una parte e l'altra dall'altra. Ma guarda un po', così posso tirare tranquillamente la corda e ne trovo No. Posso tirare la corda e ne trovo una. No, tiro la corda e ne trovo una. Forse ho un'idea. Che cosa? Ho un'idea, perché se noi tiriamo questa, ma certo viene su questa, ho un'idea per fregare questo meccanismo, va chiaro, perché se io tiro questo pirulino qui viene su questo, ma se noi tiriamo quest'altro pirulino, freghiamo il meccanismo, perché qui non si tratta di magia, qui si tratta di meccanismo, ma è chiaro, io tiro questo, certo, no. ecco il pirulino, no. Non ci siamo. E allora se io tiro questo, ma è chiaro, vedete che freghiamo il meccanismo? No. Ma guarda un po', ma santo cielo. E allora sapete cosa facciamo? Prima di lanciarle contro il muro, entrambe, facciamo una cosa. Sì, perché sono legate. Ma è chiaro, se sono legate, ci sarà un motivo. E allora facciamo una cosa. Prima sciogliamo il nodo. Ma è chiaro, perché prima bisogna sciogliere il nodo prima di separarle. E certo, prima di separarle bisogna lo buttiamo via. Le abbiamo separate, ragazzi. Ma guardate, adesso sì che si può fare la magia. E io tiro questa e... Oh no! E viene sull'altra. Aspettate, io tiro questa e viene sull'altra. Io tiro qui e viene su là. Io tiro qui e viene su là. Io tiro qui e viene... Ragazzi,
lasciamo stare queste bacchette. Ho capito, forse è meglio lasciare stare. Beh, continuiamo con le nostre avventure magiche, che forse è meglio. Eccoci qua ragazzi, beh, quante avventure anche oggi in questa magica puntata di Dal Cappello del Mago. Siamo giunti al termine di questa magica avventura. Vi siete divertiti ragazzi? Abbiamo estratto parecchie cose dal mio cappello, anche quest'oggi. Beh, allora, come sempre io vado a ringraziare il nostro amico Albero. Albero Burlone, ciao e grazie. Ciao amici, ciao mago. Che forte, che gentile il nostro Albero Burlone, con lui saluto anche tutta la natura circostante, ecco, ovviamente grazie a lei che ci ha permesso questa puntata di Dal Cappello del Mago. Le avventure continuano, mi raccomando, rimanete con noi. Se volete potete andare sul canale YouTube Mago Alesgar e scoprire tutte le puntate passate, che ce ne sono tante di Dal Cappello del Mago, e trovate anche nelle varie playlist anche tutte le nostre rubriche, Una magia col mago, Mrs. Magic, le magiche storie estratte dal mio cappello e anche la scuola di magia per diventare voi stessi dei maghetti, ecco, quindi mi raccomando, ecco. E, poi importante, eccola qua, la nostra mail, ciao@gmail.com, mandateci i vostri disegni, i vostri pensieri, le vostre filastrocche preferite, le vostre barzellette, e se siete capaci anche di fare una magia, fatevi filmare in orizzontale, ecco, mi raccomando, se non volete comparire, e poi vi oscureremo noi il viso, tranquilli. E se però avete una bella magia che siete in grado di fare e realizzare, fatevi filmare e mandatecela, così potremo assaporarla, meravigliarci tutti quanti insieme, perché la magia è bella da fare da soli, ma è più bella se fatta in compagnia. È un po' come la vita, fatta in compagnia è ancora più bella e speciale. Bene, un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima puntata. Ciao amici, ciao! Dal Cappello del Mago.